Doveva essere un fine settimana di grande esodo, ma il tempo, tornato bizzoso, ci ha messo lo zampino. Pochi turisti in circolazione, traffico pari a zero diretto a nord e Federalberghi snocciola dati preoccupanti. A livello nazionale l'alberghiero registra solo dati negativi. A giugno è di 7,1% il calo di italiani, di 8,2% stranieri. Forse anche peggio nel bellunese. Ci sono tante responsabilità, a cominciare dalla politica. Dico sempre che il turismo è come una gara di Formula 1, non è sufficiente avere un bel motore, non è sufficiente avere un motore e un buon pilota, bisogna avere aerodinamica, assetto, gomme, strategia e quindi basta che una di queste componenti non funzioni e non si vince, non si arriva entro i primi tre magari, no? E oggi purtroppo o sei fra i primi tre oppure non esisti più. Insomma, la montagna paga il prezzo più salato in questa crisi e la parola d'ordine è risparmiare. Fate i panini? Facciamo i panini, sì, cerchiamo di risparmiare dove si può. Si risparmia e si sta meno. Vacanze più corte? Più corte e soprattutto più vicine. Cioè, abbiamo cercato di sfruttare le opportunità anche della famiglia, le case di famiglia. Per me non è cambiato nulla, le vacanze io le faccio lo stesso, insomma. Torniamo a casa. Per quest'anno vacanze finite? Vacanze finite, sì. Una settimana. È un po' pochino? Sì, pochino, però non abbiamo più tempo. I soldi ci sono? I soldi ci sono ancora, sì. Per fortuna. Meglio spenderli ancora adesso, no? Non resta che affidarsi alla devozione ed ecco che la Regione finanzia la Via dei Papi sui percorsi che in provincia ricordano Carol Wojtyla e Albino Luciani. Ci sono diversi percorsi importanti, viene dato grande rilievo al percorso della Via dei Papi e il comune capofila è il comune di Sedico.